Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Dall'una di oggi i vigili del fuoco stanno operando per l'incendio divampato all'interno di un capannone presso l'azienda TAI di trattamento rifiuti in tangenziale Enrico Mattei a Portogruaro. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre accorse dal locale di staccamento, Sandona Mestre, San Vito al Tagliamento e Lignano, hanno iniziato l'operazione di spegnimento. L'incendio generalizzato ha riguardato un deposito di materiale di vario genere. Le fiamme, dopo circa 2 ore, sono state circoscritte dalle squadre ed è iniziato il lavoro di smassamento e bonifica del materiale, che proseguiranno presumibilmente tutta la giornata di oggi. Sul posto il personale dell'ARPAF per monitorare i fumi dell'incendio. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco. Ci saranno centinaia di persone provenienti dal veneziano presenti alla manifestazione di Milano di domani, venerdì 22 dicembre, per lo sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali Filcams CGL, FISA-Scatta CISL e Wiltux CIL, per chiedere il rinnovo del contratto. Interessati a livello nazionale oltre 5 milioni di lavoratrici e lavoratori dei comparti turismo e terziario, di cui oltre 100.000 nel solo veneziano. La giornata ha lo scopo di sollecitare un avanzamento dei negoziati, denunciare lo stallo delle trattative e l'ormai insostenibile, dicono i sindacati, situazione in cui versano le lavoratrici e i lavoratori, mentre i settori del terziario e del turismo registrano una ripresa e un aumento dei fatturati. Il messaggio che si vuole lanciare, rivolto alle associazioni imprenditoriali di settore, è chiaro. Non c'è più spazio, dicono i sindacati, e tempo per tattiche dilatorie o rimedi per evitare un'assunzione di responsabilità da parte delle imprese e delle loro associazioni di rappresentanza. Cambiamo argomento e parliamo di sanità. Oltre 270 donne si sono affidate al nuovo servizio di gravidanza a basso rischio a gestione ostetrica che fa riferimento al consultorio familiare dell'ULSS 4. A circa un anno dall'avvio, l'attività dedicata alle future mamme è dunque già un successo. Delle donne prese in carico, la quasi totalità sono residenti nel territorio dell'ULSS 4 e 16 sono giunte da territori extraregionali. L'accesso al percorso nascita consultoriale a conduzione ostetrica è estremamente semplice. Il servizio è gratuito ed accessibile senza impegnativa. L'interessata può presentarsi di persona o telefonare alla sede del consultorio familiare di riferimento o ottenere informazioni in ospedale. Studi scientifici evidenziano che quando la gravidanza a basso rischio è assistita dall'ostetrica si riscontrano risultati significativi sugli esiti della stessa, con meno complicanze e con una maggiore soddisfazione generale delle donne. Voltiamo pagina. Ieri pomeriggio si è tenuta la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Jesolo. L'organismo è composto da 13 giovani ragazzi degli istituti comprensivi d'Annunzio e Calvino e sono stati eletti dagli altri studenti. Il primo compito dei giovani consiglieri è stato quello di nominare sindaco e vice sindaco. Il primo incarico è stato affidato a Stella Toccarato, il secondo sarà invece ricoperto da Giulio Alberto Moretto. Attraverso l'istituto del Consiglio dei Ragazzi, l'amministrazione comunale intende favorire la partecipazione alla vita collettiva della città, offrire ai ragazzi l'opportunità di conoscere la macchina comunale, il territorio dove essi vivono e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, per stimolare idee e capacità progettuali dei ragazzi, far conoscere agli adulti le loro esigenze e soprattutto renderli partecipi dei doveri della società. E si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.